Bentornati signori e signori all'interno del canale di Franco Nusina su un sardo sul continente. Siamo di nuovo oggi qui per il fomento calcistico, per le disquisizioni filosofiche sullo stato fisico-psicologico del nostro Cagliari. Mentre raduniamo tutte le idee, vi invito come al solito a seguirci su tutti i social, TikTok, Instagram. Mi raccomando ragazzi, fomentiamoci insieme per questo Cagliari, iscrivetevi al canale, accendete la campanellina per ricevere le notifiche, mettete mi piace, commentate e uniamoci insieme per radunare tutti gli amici che seguono il calcio e che vogliono un posticino tranquillo dove disquisire insieme di queste cose. Ricordatevi che è tutto gratis e dove me lo trovate su internet un altro sardo fomentante che vi parli del Cagliari. Signori, siamo qui per questo. Ma ora è il momento necessario, signori, aggiungerei anche, di dover commentare l'ennesima prestazione calcistica della nostra squadra. Si è chiusa da poche ore ormai, è stata giocata un'altra amichevole di questo intenso precampionato di Serie A contro quei bei signorotti del Brest. Allora, andiamo con la commentistica, proprio quella minuto per minuto, ci assegniamo anche la paglia per creare un po' di agitazione. E si comincia. Allora, la formazione iniziale, signori, Scuffetti in porta, lo proviamo così in scioltezza, gli diamo un po' di campo, gli facciamo riconoscere l'odore dell'erba, signori. Dossena, Obert, Augello, Zappa, Deiola, Sulemana Macumbu, Di Pardo Luvumbo, Pavoletti, signori, che è più o meno la squadra alla quale dovremo poi anche abituarci a vedere in campo fino a quando non mi torneranno poi effettivi. Il buon Lapadula, Dio ce l'abbia in gloria, speriamo ce lo preservi il più lungo possibile, che torni presto. Considerate anche il fatto che Rog gli hanno dato 6-7 mesi prima di ritornare buono, quindi in mezzo campionato se n'è già andato senza ancora neanche averlo iniziato, un uomo che va avanti nel tempo, lui bellissimo. Cos'è successo comunque? Allora, fischio d'inizio signori, secondo minuto subito c'è un Augello che prova un calcio di punizione ma ci crede poco, quindi niente di fatto. Però rendetevi conto che è una partita che nonostante abbia un 4-5-1, quindi quella modulistica che a noi piace, che fomenta, oggettivamente abbiamo fatto fatica e lo vedi dal fatto che tra il 4 e il 4 il decimo minuto più o meno subiamo, signori, due tentativi, uno sul calcio d'angolo, che è stato rischioso, ma Scuffetto fortunatamente su un tiro centrale è pronto, e poi ci provano sia sulla destra che sulla sinistra, signori. Da una parte però abbiamo fortunatamente Dossena e poi Augello che mi disfano i tentativi di affondo del Brest. A quel punto poi mi si sveglia Luvumbo che prova con un cross un pochino poco convinto e niente di fatto. E poi a questo punto Deiola fa qualcosa che non avrebbe dovuto fare perché fa un brutto errore, signori. Mi fa un corner, sul corner di Augello praticamente mette la palla fuori quando di testa gli doveva solo appoggiare, invece probabilmente gli prudeva il collo e Deiola me la lancia fuori così. Insistono ancora, arriviamo quindi praticamente quasi alla fine, signori, del primo tempo. Fino più o meno al 30° minuto, 35° bisogna riconoscere il fatto che il Cagliari mi è in affanno, mi è in ingolfamento, non mi è tonico come al solito, è poco lucido. Vuoi forse per questa presa delle amichevoli con poca concentrazione, però mi ha messo un po' di ansia perché ho visto un centrocampo e un settore difensivo al di là dell'Augello di turno che è sempre pronto sul pezzo. Ho visto comunque dei soggettoni che oggettivamente non mi hanno dato le sicurezze che mi avevano dato nelle altre amichevoli di precampionato giocate finora. La prova di questo è che anche a livello di costruzione, anche a livello di attesa della punta del nostro Pavoletti, dal centrocampo arrivano poche palle oggettivamente. E rischiamo, continuiamo a rischiare perché arriviamo a un 35° del primo tempo dove di nuovo sto cavolo di Del Castillo del Brest stacca di testa e via,
stacco di testa di Chardonnay con la punizione battuta a punto del Castillo e becchiamo la traversa piena, quindi siamo sul rischio già di finire sotto. Fino a quando poi arriviamo ancora a Satriano, che il nostro ex dell'Inter, signori, che si fa pericoloso, si sveglia e comincia già a farti capire che la partita non è delle migliori, perché prova a tirare in porta ma ci rifugiamo in angolo e poi ancora con un tiro alto, però sono sempre lì, noi costruiamo poco, ci pieghiamo indietro e, signori, oggettivamente subiamo. Finisce quindi il primo tempo, iniziamo nel secondo, il buon mister Claudione non mi cambia nulla di particolare, si sveglia il Pavoletti, ci prova con un bel tiro di punizione sugli sviluppi di un calcio di punizione che abbiamo battuto, ma va alto. Ci riprovano quindi poi ancora, però siamo poco tonici, siamo poco presenti a noi stessi e becchiamo quindi quello che ci dobbiamo beccare. Voi dite che cosa? Non dire cose volgari? No, niente di volgare, ma al 56esimo un destro, signori, una fucilata da 25 metri di Satriano, Dio solo sa dove l'abbia pescata, fa il gol, signori, contro il nostro Cagliari. A quel punto Satriano poi entra in fase berserk, in fase fomento, si trasforma in Super Saiyan, prova ancora di destro dopo pochi minuti, fortunatamente Scuffè si sveglia e piglia quello che deve fare. Comincia poi tutto quello che deve essere cambiato, signori, un po' da tutte le parti, però fortunatamente a quel punto la combo Augello-Pavoletti, il cross di Augello, siamo al 69esimo, su un calcio di punizione, signori, Pavoletti di testa mi stacca più in alto di tutti, sembra un angelo quando mi salta così in alto, e mi pareggia la situazione. A questo punto poi tutti i cambi necessari, Augello esce, De Iola esce, Zappa esce, e dentro Azzi, Oristagno e il buon Nandez. È una fase molto tranquilla della partita, niente di particolare, il Brest continua a fare anche un po' di cambi, Luvumbo un momento in cui sta per uccidere uno degli avversari, che è sempre buono e giusto in campo, però magari evitiamo la galera, sarebbe una cosa buona, tant'è vero che anche effettivamente può essere giustificata la cosa, perché quello lì che gli ha fatto il fallo, come si chiama, Liz Melù, come cavolo si chiama, effettivamente era stato 2 righe eccessivo nel fallo che ha fatto Luvumbo, e anche Ranieri, che di solito è una persona molto pacata, molto tranquilla, mi si accende, mi si infervora anche il Claudione, e 2 gliele dice anche lui verso il francese. Succede poi che ci sono con gli ultimi cambi, mi entra Lella, Curfaridis e Viola, fuori escono Pavoletti, Sulemana e Macumbu. Sulemana non si è visto, signori, e anche Macumbu, devo essere sincero, ha fatto un po' di filtro effettivamente al centrocampo, ma a livello di costruzione, di architettura, di ingegneria calcistica, il centrocampo oggi mi ha dato proprio pochino, e tant'è vero che l'unico gol che abbiamo preso, che abbiamo dato, insomma, di legnata al Brest, è sugli sviluppi di un calcio da fermo del buon Augello, con un Pavoletti che poi, avendo il profumo, l'odore secco del bomber, mi si avventa sul pallone di testa e la butta dentro. All'86esimo c'è un po' da tremare, perché il Brest ancora ci prova su un calcio di punizione, però fortunatamente nulla di fatto, e si finisce così con un 94esimo che sancisce il fischio finale di questa partita, sulla quale c'è da riflettere. Allora, era chiaro il fatto che la goleada buttata alla Juventus Next Gen non fosse indicativa di chissà che cosa, perché ovviamente il livello dell'avversario era talmente bassino che c'era poco di cui oggettivamente andare a fantasticare. Però, se vi ricordate, come avevamo esaurito l'analisi l'ultima volta, c'era stato quella sorta di pacato ottimismo di fondo nella mia intenzione, che mi faceva ben sperare che oggettivamente le cose, anche con questi infortuni dell'ultimo minuto e con un mercato che al momento mi sia un po' impantanato, forse abbiamo anche esaurito un po' i soldi, perché qua stiamo continuando a comprare, ma di fuoriuscite, di un po' di cassa l'abbiamo fatta poca. Stavolta però bisogna ritornare oggettivamente coi piedi per terra. Il Brest, stiamo parlando di questa corazzata? No, però neanche noi lo siamo.
Stiamo parlando di una squadra che oggettivamente non è di un livello molto più basso, molto più alto rispetto al nostro Cagliari. Sicuramente non è quel nome di cui dover andare a spaventarsi, perché paura di nessuno, signori, sempre a testa d'alta, però è sicuramente un avversario che anche a livello proprio di esperienza, di età dei protagonisti, di tutta sta roba qui, di tecnica, mi va più incisiva rispetto alla Juventus Next Gen, ma anche rispetto alla roba, cos'era, l'Under 19 con cui abbiamo giocato qualche settimana fa. E con una squadra che è più cattiva, più matura come il Brest, abbiamo fatto difficoltà. Soprattutto abbiamo fatto difficoltà perché noi al momento attuale, oggi abbiamo voluto provare un Pavoletti davanti da solo con un Luvumbo che per qualche motivo oggi ci sta, non fosse particolarmente in giornata, e di riflesso ti sei trovato con dei problemi perché non hai più quel terminale offensivo che è la Padula, non hai Mancosu, che anche lui è fermo ai box, e oggettivamente davanti senza sti due soggetti, se abbiamo una difesa un pochino più netta, come era poi quella del Brest rispetto alla Juventus Next Gen, una difesa comunque a 4, perché il Brest mi ha giocato con un 4-3-3, era ben salda comunque dietro, Luvumbo se non era in giornata buona, e così non mi è sembrato perché ho visto pochi guizzi di solito del nostro bestione, Pavoletti mi resta lì da solo, non ha lo scatto o la fisicità, non è quella tipologia di punta che può andare a prendersi palla da solo e a fare grandi cavalcate per andare in porta, e oggettivamente abbiamo fatto molta difficoltà. Resto molto soddisfatto, partiamo da settore a settore. Scuffet non mi sembra che abbia fatto male, non lo vedo ancora al 100%, però devo essere sincero, l'ho visto parlare, urlare, dare indicazioni alla difesa, è quel genere di portiere che mi dà quella paccata, onesta tranquillità quando lo vedo in porta, anche se devo riconoscere che finché giochiamo così, quando poi saremo contro una grande, non so, Scuffet rispetto al nostro Radunovic, quasi meglio mi giocherei il giovane, perché Scuffet, non lo so, non mi dà Scuffet, vici Milan, vici Juve, vici Inter, ma anche Roma e Lazio, ho sentito questo brividino dietro la spina dorsale mentre lo dicevo, per cui magari no. Il settore difensivo mi è piaciuto, Augello per adesso top acquisto del mercato estivo, quest'uomo fa tutto, punizioni le fa bene, tant'è vero che vedete il gol di Pavoletti parte da lui, mi sa fare delle ottime incursioni, mi fa un po' di quel lavoro registico che ad esempio in un centrocampo molto fisico come quello di oggi mi serviva, perché ha delle belle incursioni in avanti, un ottimo piede per il cross, cioè ha delle belle pensate, quindi per ora top acquisto del mercato, ha dato quella sicurezza nel settore difensivo che effettivamente si vede, si nota, veramente bene, bello, mi piace, 10 lode, perfetto. La centrocampistica, signori, siamo lì. Rog, è vero, non è il titolare fisso, non è il campione, però era comunque anche lui la persona d'esperienza, era quello che aveva un pochino più di piedistica rispetto ai grandi interditori che abbiamo messo oggi, e oggettivamente questo centrocampo con Sulemana Makumbu, insomma, mi ha convinto sni. Poteva andare meglio, poteva andare peggio sicuramente, però quando entra poi Nandez oggettivamente vedi dei cambiamenti, ci sono dei nettissimi cambiamenti. Di Pardo Luvumbo, poi con l'ingresso di Lella ha giocato poco, però Oristagno mi è piaciucchiato, diciamo così, non ha però ancora, cioè non vedo sto guizzo, era quel pensiero che avevo espresso in pura analisi di calciomercato, mi manca questo guizzo, cioè io sono un ragazzo giovane, mi sto comunque, nel bene o nel male, cercando di guadagnare un posto da titolare. Stiamo giocando le amichevoli di campionato, mi butti dietro gli ultimi 10 minuti,
io nel campo non mi devi neanche vedere, ci deve essere solo una lunga fiammata dietro i miei talloni, perché sto correndo talmente veloce, cioè deve essere una sassaialata di palle verso la punta, o magari ci devo provare pure io a tirare, cioè devo proprio, ci vuole il fomento, ci vuole proprio la cattiveria, la rabbia, cioè questo omino qui, poi per l'età che ha, ventenne signori, mi deve essere proprio, cioè deve scendere in campo coi, passatemi il francese, ma sapete che questo è un canale bilingue, coi coglioni di marmo, signori, mi deve scendere. Invece per adesso, ti ripeto, sono delle amichevoli, però non mi sembra l'atteggiamento migliore al momento, non mi sta dando questo fomento, questa voglia, questo impegno molto più in piccolo, sia per tipologia di affare, sia per qualità tecnica ovviamente, mi sta dando un po' quel brividino che probabilmente ha dato De Ketelaere al Milan appena giocato, sembrava che avessi preso chissà che cosa, poi per carità qualità di base ce ne sono come ce n'è per Oristagno, però poi se nel momento in cui è in campo lo vedi che gira, fa cose, però anche nella cronaca che abbiamo fatto più o meno minuto per minuto di prima, mi avete sentito nominare Oristagno? No, cioè oggettivamente è entrato, è uscito, finita della partita, basta. Quindi SNI, per ora SNI, lui se Augello è una bella certezza, un bel colpetto di mercato, Oristagno al momento è ancora un grossissimo punto interrogativo e il fatto che Mancosu sia rotto e che quindi dovrei andare a pescare da questo ragazzo, al momento attuale non mi ha dato le certezze necessarie per poter evitare di prendere un antiacido preventivo quando mi guarderò la partita. E stessa cosa dicasi quando andiamo in avanti, perché Pavoletti non può fare tutto da solo, non abbiamo quella tipologia di calcio, noi di tecnica con Ranieri, non abbiamo quell'impostazione di gioco per cui abbiamo una punta mobile che fa tutto e non abbiamo neanche purtroppo gli interpreti necessari per far sì che Pavoletti guadagni lo spazio per andare a fare roba. Non abbiamo più il terminale di trequartismo che era poi Mancosu come punto fisso da far giocare insieme a lui, abbiamo appunto tanti buoni giovani che però non mi stanno dando al momento ancora delle garanzie di sorta e quindi a Pavoletti puoi rimproverare oggettivamente poco, anche se mi viene anche da sottolineare il fatto che se non riesci a inventarti qualcosa, per quanto sia una difesa schierata con il Brest, dubito che a me su azione non abbia fatto praticamente nulla di degno di nota, sì qualche palla vicina, ma niente di che. Mi viene da riflettere a sto punto quando incontreremo le nostre squadre di Serie A, piano piano siamo ad agosto, ormai manca pochino signori, stiamo per iniziare e qua non è che il pericolo è che quando incontri solo le grandi, sono 4-5 squadre, dici vabbè, con le altre me la gioco, però onestamente se guardo la difesa del Brest non è che sia molto migliore rispetto a una difesa di una Salernitana, alla difesa di un, no, beh, del Sassuolo no, per carità, qualcosina di meglio c'è nel Sassuolo, però non mi viene neanche da farla molto meno forte a livello difensivo rispetto, anche in porta, rispetto a quello che abbiamo noi con un Verona, con un Torino, con tante robine così, per carità, niente di così scarso, ma neanche così niente di eccezionale, quindi anche a livello di attacco se non riesce a bucare questo tipo di squadre, anche con le medio-piccole mi viene da pensare del nostro Serie A potremo avere delle difficoltà ed è un problema perché abbiamo visto insieme signori il calendario di quest'anno, cioè noi abbiamo delle partite che non è che forse le vinciamo, vediamo, noi dobbiamo vincere le partite, almeno con le piccole e se riusciamo con quelle di media classifica, perché poi con quelle grandi non stanno facendo sti gran mercatoni di rivoluzione, però oggettivamente sono sempre delle squadre che se ti legnano e quindi dobbiamo portarci avanti con un po' di vantaggio, dobbiamo buttare quel golletto, dobbiamo fargli paura, magari facendogli chiudere un po', facendo qualcosa, ma se non abbiamo i mezzi poi per aprire una difesa chiusa, e forse qui anche Ranieri oggettivamente lavora con quello che ha, però magari buttare comunque in modo da improvvisiamola questa seconda punta comunque, perché oggi Pavoletti da solo lì davanti non mi ha reso neanche in Serie B, cioè la svolta c'è stata quando ne abbiamo messi due davanti che giocavano bene, perché se le intendevano. Fai qualche esperimento e questo è il momento signori, prova a mettere una cavolata, dico, magari lo sa fare, proviamo, mettiamo alla Lovumbo prima punta,
proviamo, a quello scatto, a quella cattiveria, hai fatto giocare Pavoletti davanti, non siamo riusciti a fare nulla di che, ci sta, magari non è la difesa giusta per Pavoletti, proviamo qualcuno con più fisico, con più garra, con più velocità, magari meno tecnica, però a furia di tirarle le palle davanti alla porta, prima o poi qualcosa entra. Magari a quel guizzo, a quello scatto, si brucia qualcuno e via, fum, si infila e va. Secondo me quindi ci ha dato qualche segnalino d'allarme su cui lavorare e devo essere sincero, io non so adesso, non avendo agganci interni a livello economico del Cagliari, penso che comunque qualche milioncino ancora da investire ci sia. Io personalmente li butterei tutto quello che possiamo buttare a sto punto in una punta. Prima punta, signori, se riusciamo a pescarlo un po' di esperienza, bene, altrimenti mandiamo tutto quello che abbiamo a disposizione alla ricerca dei settori giovanili o comunque di squadre anche fuori Italia. Ci sono tanti bei nomini pronti, secondo me, da prendere. Vi ricordo anche tutto quell'elenco di svincolatura che è a disposizione del pubblico, signori, ne trovate un po' tutti su internet, quella roba lì, dei nomi o meglio fatti a costo zero. Secondo me serve veramente una punta alternativa a Pavoletti, o meglio ancora che mi giochi con lui, perché l'attacco oggi l'ho visto proprio spento. Possono esserci tante motivazioni anche psicologiche, ripeto, è l'amichevole, uno magari non la prende troppo sul serio, però se l'umore di base deve essere questo e ci hanno messo effettivamente invece il massimo impegno possibile, a maggior ragione bisogna fare qualche lunga riflessione su tutto quello che è dal centrocampo in poi, diciamo trequartista, attaccante, qualcosina c'è da fare, anche soltanto in prospettiva del fatto che la Padula quando tornerà non è detto che ti torni al 100% subito, anzi sicuramente non sarà buono al 100% subito e rischi di bruciarti quelle prime 6-7 partite buone di campionato dove oggettivamente qualche punto devi cercare già di raggranellarlo, perché sennò arrivare poi all'introduzione natalizia con in saccoccia pochissimi punti significa davvero poi approcciarsi a una seconda fase di campionato dove altro che antiacido prima delle partite, ti fai proprio i segni della croce, i Padre Nostri, le Madonne, buonanotte, quindi magari no. Detto questo, spero signori che il commento sia stato quanto mai fruibile per tutti, che sia stato frutto di riflessioni e magari di argomenti, di commenti, di confronti fra di noi. Vi invito come sempre, abbiamo già detto all'inizio del video, ma lo ribadiamo, iscrivervi al canale, commentare, mettere mi piace, invitate tutti, signori, anche TikTok, Instagram, mi raccomando, siamo un po' ovunque, seguiteci. Franco Nusinas vi saluta, un saldo sul continente, ciao, aio!